La tecnica si tramanda da generazioni, si schiaccia il bacello e poi con il dito si fanno cadere i piselli nelle ciotole, via uno dopo l'altro con velocità. Il rito è quello della destegolatura dei piselli, o meglio dei bisi, che riunisce la comunità di Baone, il piccolo comune dei Colli Euganei, che dopo 2 anni ritorna a rivivere una tradizione che la pandemia aveva interrotto. Seduti all'interno della vecchia chiesa di Baone, recentemente restaurata, si rivive la tradizione del filò, si sgranano i bisi, si raccontano storie proprio come una volta. L'unico cambiamento è il distanziamento e la mascherina, misure di sicurezza che il Covid ci ha fatto conoscere ma che non fermano il senso di comunità che la destegolatura regala. L'emozione è grande, ma non dobbiamo. Beh, noi speriamo tanto che tutto vada bene per il meglio, perché è difficile ricominciare dopo 2 anni. E, insomma, prima avevamo già un po' di le mani in pasta, diciamo, adesso siamo un po'. Però abbiamo tanta voglia proprio di riprendere e di pensare sempre il meglio. I bisi di Baone, chiamati anche le perle verdi dei Colli Ugani, rappresentano un'eccellenza del territorio della cucina veneta con il piatto della tradizione risi e bisi. La produzione per questa stagione sembra essere stata buona e il comune si prepara anche a rivivere la storica festa paesana che era stata sospesa durante la pandemia.